La prima fisarmonica che è arrivata a Sanremo l'ha costruita mio padre. Prima non era mai stata su un palco di Sanremo una fisarmonica. Poi quella successiva l'ho costruita io invece 3 anni fa. Non cela l'orgoglio Francesca Gallo, unica donna in Italia a costruire fisarmoniche, nel vedere sul palco del Festival di Sanremo una sua creatura. È una Galliano costruita artigianalmente per il musicista mestrino Giovanni Boscariol, che per avere il suo strumento perfetto si è rivolto alla maestria di Francesca. Un'arte, quella di realizzare questi meravigliosi strumenti, che Francesca ha imparato fin da piccina nella bottega di papà. È un mestiere che ci siamo trovati in mano perché da bambini giocando abbiamo imparato alcuni mestieri, quindi ci siamo trovati questo mestiere in mano. Mio fratello ha deciso di continuare con la carriera da cantante, io invece da cantante lirico, io invece ho deciso che potevo portare avanti la bottega. Un lavoro difficile, di grande maestria e pazienza, che parte dalla capacità straordinaria di sentire il legno che servirà per realizzare lo strumento, sentirlo suonare quando è ancora un albero. Francesca utilizza solo alberi da frutta ed ogni componente della fisarmonica ha il suo legno. Un lavoro lungo e complesso. Diciamo che da quando si sceglie un albero a quando diventa fisarmonica possono passare anche 20 anni. Servono dalle 450 alle 500 ore di lavoro per uno strumento, e così Francesca nel suo laboratorio realizza fisarmoniche solo su ordinazione, costruendole con pazienza e su misura. Dipende da tantissime cose, da quanto alto è un musicista, da che repertorio fa, da cosa vuole dal proprio strumento. Dipende da tantissime cose e insieme si costruisce un modo come un abito.